siamo rientrati in studio, abbiamo continuato a dialogare. Allora, parliamo di politica, si sperava che arrivasse un incarico prima, poi insomma all'ultimo momento, dopo il rischio di un governo balneare, di un governo neutrale, di un governo del Presidente, alla fine Di Maio e Salvini hanno chiesto del tempo e hanno iniziato a dialogare tra di loro. Gottardo, lo avevamo detto anche in trasmissione, c'era qualcosa che bolliva in pentola. Ma gli osservatori più attenti, magari alcuni anche protagonisti, piacciono o non piacciono, da Renzi in poi, tutti eravamo convinti, da posizioni diverse, con analisi diverse, ma che l'accordo 5 Stelle e Lega era nei fatti, che il governo si sarebbe fatto. Mattarella è stato abile con la minaccia di fare il cosiddetto governo di tregua, neutrale, come cavolo l'ha chiamato. Ha fatto venire fuori il gioco, ma il gioco l'avevamo già visto subito quando hanno eletto le presidenze delle Camere, che c'era un accordo di fatto, ma che era un accordo di fatto davanti al quale io non mi scandalizzo. Erano i due gruppi che avevano avuto maggior consenso, non che avevano vinto, perché in queste elezioni ultime non ha vinto nessuno, ma erano i gruppi che avevano avuto maggior consenso, e che i gruppi in democrazia che hanno maggior consenso si mettono sempre a fare un governo, nulla di scandaloso, anzi io sono anche curioso di vedere che la prova, che vadano alla prova, si mettono alla prova, questa è la democrazia, vedremo cosa fanno, che vadano alla prova. Trovo interessante e intelligente l'operazione di Berlusconi, è tutt'altro che personalistica, ma anche lungimirante, si mettono alla prova, tutto qui, ma che ci fosse un accordo di fatto, che questo era già dalle elezioni, da prima che si sapesse il risultato elettorale, perché altrimenti non avremmo assistito alla pantomima che i 5 Stelle cambiano il programma elettorale, ancora a urne aperte, lo cambiano e dicono noi siamo completamente per l'Europa, completamente per la NATO, e lì avevo capito che avrebbero fatto un governo che non avrebbe combinato niente, quello che stanno facendo adesso, perché quando accetti tutti i patti europei tu in tasca non hai più una lira, non fai niente, flat tax, tutte queste robe qui, non esiste più niente, perché i vincoli che tu li metti cambiando il programma, ma era chiaro che tutta questa roba qui avrebbe portato naturalmente a un governo, ma pensate che non c'erano già degli accordi, ma quando in campagna elettorale mi prendo un generale dei carabinieri e dice questo sarà il mio ministro dell'ambiente, e l'Alma che è sempre stata neutrale zitta, il governo zitto, vuol dire che c'erano già degli assensi, no? È per Marco, perché se altrimenti l'ultimo ufficiale si mette a iscriversi a una sessione di Fratelli d'Italia, diciamo, o non dico della vecchia DC, c'era subito il scombussolamento, non dico che si iscrivesse al vecchio PC, ma allora vuol dire che si era già costruito, era nei fatti. E io sono, siccome il consenso c'è stato, sono curioso di vedere cosa vengono a fare. Tommaso Tommasi, è d'accordo con non facciamo ipocrisie, non siamo ipocriti. Diciamo che agli elettori noi di Fratelli d'Italia abbiamo chiaramente espresso un programma elettorale chiaro su alcuni punti ben chiari. Siccome la situazione, è inutile andare a discutere di caselle, abbiamo un programma chiaro, va rispettato. L'Italia in questo momento è messa male, la situazione è in continuo peggioramento, perché questa è la situazione vera, per cui gli italiani hanno chiesto una cosa, un cambiamento generale. Poi è vero, se noi andiamo, come ha fatto il Movimento 5 Stelle, a confermare o a dire che siamo per la NATO, siamo per tenere, diciamo, il rapporto deficit-PIL con i rapporti che ci sono ad ora, ma allora gli italiani ci hanno dato un mandato molto chiaro, che è quello del cambiamento
o si attua questo cambiamento, quindi un governo per cui con un premier, quindi con un presidente del Consiglio... Voi come Fratelli d'Italia non avete ancora deciso no, non è che la posizione? No, noi abbiamo deciso se dovesse nascere un governo. Noi abbiamo deciso in base al candidato presidente del Consiglio, cioè noi aspettiamo questo, se è il presidente del Consiglio che sceglie Mattarella, per cui è un uomo di fiducia, tra virgolette, della Banca d'Italia, diciamo l'emissario di Juncker, ecco, a questo punto noi non siamo d'accordo, perché gli italiani ci hanno dato un mandato molto chiaro che comunque dobbiamo rispettare, cioè no a un governo, sì, può essere un governo che dura 4 mesi, 6 mesi, ma il mandato è molto chiaro, noi non possiamo tradire il mandato elettorale degli italiani. Questo. Certo, sentiamo cosa ha detto Di Maio, cosa hanno detto Di Maio e Salvini oggi al termine dell'incontro che hanno avuto a Palazzo Madama. Stiamo facendo notevoli passi avanti sul programma di governo, stiamo portando avanti, stiamo trovando ampie convergenze su quelli che sono i temi che hanno a cuore gli italiani. Ieri si è discusso di reddito di cittadinanza, di flat tax, di legge Fornero, di questioni che riguardano la lotta al business dell'immigrazione, del conflitto di interessi, quindi anche l'incontro di oggi è stato un incontro positivo perché ha fatto fare altri passi avanti agli italiani. È la terza Repubblica in cui, come vedete, si parla prima di temi, di nomi non abbiamo parlato, ne parleremo a breve, ma domani si farà un altro incontro sul programma a Milano, al Pirellone, presso gli uffici del Movimento 5 Stelle, e lì porteremo in un altro step, quindi porteremo ad un altro passo in avanti il contratto di governo, che non sarà nient'altro che il programma del futuro governo del cambiamento, se riusciremo a metterlo in piedi. Speriamo di chiudere il prima possibile, perché se poi non si chiude si torna al voto. Stiamo lavorando solo sulle cose da fare, non sui nomi. Stiamo lavorando adesso, pensioni, tasse, lavoro, immigrazione, scuola, giustizia. Ma era una riunione per la formazione del governo? No, i nomi appassionano voi giornalisti, io sono più appassionato dalle cose da fare. Abbiamo chiesto 2 o 3 giorni di tempo al Presidente Mattarella per chiudere tutto, se si chiude, se no si vota. Sì. Quindi lunedì mattina... Ero rimasto l'ultimo ottimista probabilmente sulla faccia della terra, però si sta lavorando, ripeto. Il mio orgoglio è che si sta lavorando sulla legge Fornero, sul lavoro, sugli sbarchi, sulla legittima difesa, tema immigrazione, sicurezza, sbarchi, sarà parte fondante del programma del governo. Ecco, allora abbiamo sentito molti dei temi che sono stati affrontati nel corso della campagna elettorale, sono al centro del confronto tra le due parti, Lega e Movimento 5 Stelle. Salvini dice: ero rimasto l'unico a crederci, Silvia Colo, è così? Cioè c'è la possibilità di trovare un accordo? Guardi, sinceramente noi fino a mercoledì saremmo stati pronti a tornare alle urne, perché non abbiamo paura del confronto, non abbiamo paura del giudizio degli elettori, anche se questo avrebbe comportato una grave perdita di fiducia nei confronti di coloro che hanno già espresso un loro chiaro orientamento il 4 marzo. E questo avrebbe comportato anche un notevole dispendio di risorse pubbliche. Tornare al voto dopo 2 mesi di fatto improduttivi in Parlamento. La nostra casa naturale, la nostra collocazione naturale chiaramente è il centrodestra, del quale condividiamo i principi e condividiamo i programmi. Ora si tratta di focalizzarci su alcuni punti da portare avanti e che per noi sono irrinunciabili: stop all'immigrazione clandestina, riforma della legge Fornero, revisione delle condizioni di appartenenza all'Unione Europea, che questo non vuol dire no euro, ma rivedere appunto quali condizioni ci vengono imposte dalla Germania, dalla Francia, quindi dai partner europei più forti che hanno condizionato la nostra politica monetaria finora. Tutela del lavoro, quindi lavoro, focalizzazione su determinati punti del programma da realizzare. Mi pare che i temi anche di cui ha parlato Di Maio coincidessero a quelli vostri, no? Abbiamo forse un'idea diversa di reddito di cittadinanza, però sicuramente ci accomuna la volontà di tutelare i lavoratori e le persone che si trovano in difficoltà economica.
Certo, Traniello, le elezioni facevano paura? In che senso? No, forse al PD e a Forza Italia. Mi sembra che sia il PD che Forza Italia abbiano affrontato serenamente e democraticamente le elezioni. È indubbio che dopo il fallimento del referendum il maggioritario è stato accantonato e tutti hanno accettato e votato una legge proporzionale che indubbiamente i leader per primi, con tutti i sondaggi in mano, sapevano che non avrebbe dato una maggioranza certa a questo Paese. Scusa, voglio intervenire. Votata da tutti i partiti tranne che da Fratelli d'Italia. Ok, 4%. Senza mancare di rispetto. Per cui il dire che i due splendidi strioni, non voglio ripetere quello che ha detto Coccardo, non fossero sin dall'inizio d'accordo è assolutamente improbabile e improponibile. Devo dire solo che per giustificare quello che avviene in queste ore, perché poi nelle ultime 36 ore, 48 ore sono cambiate le cose anche 3 volte, però quello che avviene in queste ultime ore, per cui ci sarà un accordo fra due raggruppamenti che fino a poco tempo fa erano assolutamente inconciliabili e che si sono insultati fino a 5 minuti fa, l'Italia ha perso 65 giorni di tempo. E a parte questo, è una presa di responsabilità che noi pagheremo per l'aggiottaggio di materie prime, per l'aumento di costi nel prossimo inverno, assolutamente. Ma a parte questo, quella cosa più grave che c'è stata è stato il superamento dei sistemi e dell'etica democratica. Andare a dire al Presidente della Repubblica cosa dovrebbero fare, cosa avrebbe fatto prima ancora di andare in consultazione è stato assolutamente una cosa fuori luogo e contro i dettami della Costituzione. Per cui andare a porre il tema di votazioni improbabili e impossibili a luglio, ancora prima che il Presidente con tutti i suoi sforzi aprisse determinate consultazioni, è stato un atto assolutamente riprovevole e spero che gli italiani comincino a comprendere come l'impossibilità di certe norme che vengono proposte sia realizzabile. Io mi auguro che non ci siano danni per il Paese e che il Paese subisca meno danni possibile. È indubbio che il futuro governo probabilmente nei confronti dell'Europa partirà quasi alla pari. È vero che perderemo Draghi, ma è anche vero che finalmente Schäuble è andato in pensione e al suo posto c'è un socialdemocratico in Germania nella grossa coalizione. Certo, ecco, uno degli aspetti particolari di questa situazione, di questa trattativa o contrattazione che c'è, è che poi il contratto che uscirà dai colloqui sarà posto al voto della rete, al voto del popolo del Movimento 5 Stelle. Sentiamo Di Maio. Guardi, io penso che il fatto di chiedere ai nostri iscritti un parere sul contratto di governo significa proprio dover fare un buon contratto di governo e quindi la mia garanzia sta nel fatto che faremo un buon lavoro per soddisfare quello che gli italiani si aspettano da un governo di questa portata. Lo chiamano governo populista, qualcuno ha detto che è addirittura una minaccia per il mondo. Io credo che questo sarà soltanto un governo che saprà dimostrare, qualora il contratto sarà all'altezza della situazione, saprà dimostrare che le cose che gli italiani si aspettavano si possono realizzare. Questi temi saranno affrontati all'interno del lavoro che stiamo portando avanti e si porterà avanti anche domani a Milano sul contratto di governo e quindi sul programma, però deve essere chiara una cosa: oggi noi conosciamo la situazione dell'Europa, sappiamo che ci sono delle cose che vanno fatte in Europa, ci sono anche nell'ambito del bilancio europeo delle pretese dell'Italia che deve portare avanti sul Fondo Sociale Europeo, sui finanziamenti che devono arrivare, c'è tanto da fare e chi vede in questa ipotesi di governo una minaccia per l'Europa forse vede una minaccia per la sua poltrona, ma non per l'Europa. È il nuovo ministro degli esteri. È il nuovo ministro degli esteri. E Salvini il ministro degli interni. Bella roba.
Ecco, questa è la situazione. Allora, però io sono positivamente, non lo dico sul serio, non lo dico come battuta, curioso di vedere che cosa viene fuori, perché se viene fuori qualcosa di positivo, perché essere pregiudizievoli? Ecco, se l'elettorato si è espresso in un certo modo, per quale motivo tu devi sfidare l'elettorato non tanto perché si ha paura o non si ha paura, se si ha vantaggio o non si ha vantaggio, no, se l'elettorato si esprime, che siano messi in un certo modo, che siano messi conseguentemente alla prova e l'elettorato però avrà successivamente l'onere della verifica. Quindi io sono in questa fase per una verifica di questi programmi. Con dei dubbi, ecco ancora, però dubbi che devono essere fugati poi dal principio di realtà, perché non è che da domani mattina gli immigrati non ci saranno più, o che da domani mattina 600.000 irregolari, tanti sono, vengono mandati via coi voli aerei dalla mattina alla sera. Ecco, allora voglio vedere come cambierà la narrazione di questi problemi e di queste situazioni. Di Maio, che a metà del suo intervento ultimo l'ha dedicato alla politica estera, appunto da candidato a ministro degli esteri, qual è, altrimenti non avrebbe cambiato lei lo vede come ministro degli esteri Di Maio? Sì, questo è quello che si dice, e quello è quello che si sente. Di Maio, ministro degli esteri. Mattarella, per garantirsi, cosa fa? Un neo semipresidenzialismo, e imporrà lui il presidente del Consiglio. Il presidente. Questo è imporrà lui quello del governo e secondo quello dell'economia. Il resto li lascia giocare, cosa volete che vi dica? Però io dico, la gente si è espressa, l'espressione popolare è chiara, precisa, ed è bene che sia messa alla prova. Da questo punto di vista prevarrà il principio di realtà. Io non vedo nessun pericolo, nessun rischio, sono solo curioso di vedere come alcuni temi che sono stati affrontati con troppa superficialità vanno via tutti quanti i clandestini. Certo che sono d'accordo che devono i clandestini andare via, ma non è che 600.000 persone mandi via dalla sera alla mattina. Volevo sentire... Tagliamo l'Alitalia così. No. 600.000 si pagano a spese dello Stato, salviamo l'Italia, tanto paghiamo lo stesso, hanno tirato fuori un altro miliardo per tenerli in vita, quindi siamo alla frutta, mi sembra. Ma credo che invece... Vediamo. Andiamo al vedo, cioè adesso al vedo non sono gli iscritti dei 5 Stelle che mi pensano che votano il contratto, sono gli italiani. Perché su questi giochetti del click ci saranno alcune decine di migliaia, ma gli italiani sono diverse decine di milioni, se permettete, e sono quelli da cui io sono molto più preoccupato, tutto qua. Certo, però Gottardo dice che dietro c'è sempre Mattarella che... siamo il Mattarella imporrà lui e voglio sentire se siete tutti governo, d'accordo su questo. Ormai la strada l'ha cominciata Napolitano, no? Ha deciso che i governi li stabilisce lui, con chi vuole lui, poi la gente vota, ma tanto i governi li fa lui. No. E quindi Mattarella... Era una delle cose che io mi domandavo all'epoca quando ero giovane, che dicevano il rischio di colpo di Stato viene da Andreotti. Come se lo facciamo Presidente della Repubblica sicuramente prepara un colpo di Stato, non so se ti ricordi, no? C'era qualcuno maligno che mormorava in questo senso. E io dicevo, ma come con questa bella Costituzione come potrebbe farlo? E invece la strada ce l'ha spiegata Napolitano, è stato eletto da tutti e il paese non era in una crisi profonda che non è adesso. Io mi auguro attenzione, ma quella crisi profonda io non l'ho provocata, nessuno dei presenti l'ha provocata, l'ha provocata qualcuno quella crisi profonda. E se questi giovani, proviamo a chiedere ai padovani. Scusate, se questi giovani fanciulli che adesso ci provano, e io, come dice Gottardo, non solo curioso, ma spero che ce la facciano, perché non è che abbiamo tante alternative. Torniamo al voto, ricominciamo da capo, tutto il resto, rifacciamo una legge elettorale fatta da cani, no? Io spero che ce la facciano, e perché no? Scusate.
E quello che devono sistemare è tutto il danno che hanno fatto i predecessori, perché non è caduto dalle nuvole, non è una grandinata. Questa invasione barbarica che abbiamo creato, perché è stata volutamente creata perché era il business, un certo tipo di business delle cooperative, va bene. Se oggi arrestano perché ci sono questi, quelli che spacciano, eccetera, ma di che cosa possono campare questa gente? Non ho mica capito. Non si sapeva prima che se io non gli trovo un posto di lavoro a uno che immigra, prima o dopo andrà a delinquere, ma va a delinquere, non dico il diritto, ma sicuramente la tentazione, perché deve mangiare anche lui. Allora non creo questa situazione. Per carità, non facciamo l'impero alla rovescia, parlavamo prima dell'impero, sono gli altri che vengono a conquistare l'Italia e questo è pericoloso, non tanto perché non si possa fare, non è gestita l'operazione, è un'operazione alla pressapoco. Poi voglio... Io dico che i numeri sono ridicoli. Io dico che i numeri in preposto rispetto alla popolazione globale italiana sono ridicoli. Poi abbiamo un Istat che ci dice, visto che facciamo pochi bambini, facciamo poche storie, che fra 10 anni ci saranno 6 milioni di italiani in meno. Questo è il dato. Dopodiché abbiamo una Confarti Padova che dichiara che su 6.200 posti di lavoro nuovi creati quest'anno, 2.000 sono dati agli extracomunitari perché non riescono a trovare manodopera italiana. Non accetto il fatalismo, questa è statistica, allora, non è fatalismo. questa è una statistica. Scusate, è stata fatta una riforma della scuola e una riforma della famiglia, è stata fatta una riforma della scuola. Il voto degli italiani dopodiché questo è l'effetto. Questo abbiamo appena detto che questo è l'effetto di una mala gestione dei governi precedenti, perché noi abbiamo fatto la riforma della scuola, la scuola non è adeguata a preparare i giovani per quella società che oggi si sta sviluppando, quindi sono abbandonati a se stessi, va riformata la scuola, spero che lo facciano questi, se non lo fanno questi, lei ha perfettamente ragione, ma è un dato statistico, io che sono operatore devo attivarmi perché queste cose non succedano e se riesco a attivarmi e do importanza alla famiglia, la gente si unisce e sta insieme. Abbiamo perso quella capacità di creare... Per decenni non ci si è attivati, per qualche anno ci si è attivati, forse ci si è attivati in maniera non comprensibile, sicuramente il voto degli italiani non ci ha dato ragione, ma un inizio c'è stato. Quale? Indubbiamente su tutti i settori, perché quasi tutti i settori sono stati toccati. Non la seguo sulle date, quando è cominciato questo sviluppo? Indubbiamente col governo Renzi, perché ci sono state tante riforme dal governo Renzi col governo Gentiloni, quante non ne sono state fatte negli ultimi 30 anni. Dopodiché l'italiano è sovrano e vota quello che vuole, perché è quello che sente e quello che vede e si accetta il voto democratico. 0,1 è più di 1, di 0, sì, 0,1 è più di 0, sono perfettamente d'accordo. Ma da qui a cominciare a fare le riforme reali, radicali non radicali in senso politico, ma da sotto bisogna cominciare e non sono gli 80 euro che cambiano la società. Non ho mai parlato degli 80 euro. Io sì. Dico che il voto il voto degli italiani è sicuramente sovrano, va accettato, che questo governo che si formerà era già scritto il giorno dopo che si erano chiuse le urne, è fatto dal partito che ha preso maggiori voti e dal terzo partito che ha preso i voti. Perché noi mi spiega da dove saltano fuori i 5 Stelle? Dopodiché mi dice da dove nasce il 5 Stelle. Il PD era contento se il 5 Stelle faceva l'accordo col PD, dato che ha fatto la politica di due forni. Allora vi andava bene il 5 Stelle se faceva non siamo così. Ma da dove nasce poi i fatti abbiano dimostrato il contrario. È indubbio che continuare a dire che si passerà alla rete il programma o si chiederà il parere della rete quando che i loro parlamentari con 25 like vengono indicati mi sembra assolutamente insufficiente, non voglio essere irrispettoso. Dopodiché la loro qualità generale al di fuori di quanto la loro società di regia gestisce viene dimostrata dal fatto che anche stasera sono assenti perché non sono autorizzati a parlare. Invitati, non ma sono autorizzati a ritirati. parlare. Volevo far intervenire anche Silvia Collo
Sì. Tommasi prima, c'era prenotato. Io vorrei soltanto... Non voglio litigare tutta sera con te. No, non voglio litigare, io voglio portare dei dati concreti. Prima parlavi di ripresa, io non so probabilmente che dati tu vedi, voglio solo ricordare questo. Nel febbraio del 2018, quindi pochi mesi fa, un rapporto dei servizi segreti italiani al Parlamento indica con estrema preoccupazione, e riporto ciò che c'era scritto in maniera molto chiara, che l'attività predatoria delle multinazionali straniere verso le società italiane è allarmante. Questo sono dati significativi, per cui io non so come fa uno a dire la ripresa. Cosa succede? Io voglio dirlo con franchezza. Allora, tutto il sistema di società, diciamo, legate in qualche modo a Finmeccanica, al sistema italiano di produttività industriale, tipo come i centri di industria dalla Fincantieri alla metallurgia, stanno andando tutte in mano esclusivamente straniere, tutte. E lo Stato, cioè quindi il governo, non ha fatto nulla per tentare di veicolare o comunque di bloccare tutte in mano francesi. Il mercato del lusso, quindi dei brand del lusso, sta tutto andando nelle mani francesi o nelle mani cinesi o comunque giapponesi, quindi si stanno spartendo, dividendo il mercato italiano, il polo francese, quindi con l'altra parte Cina e Giappone. Ecco, questo è quello che ha fatto negli ultimi 5 anni. Più di 80 aziende italiane, semistatali o statali o comunque private, grossi colossi industriali, sono entrate nelle mani straniere. Certo, c'è stato chi ha comprato e c'è stato anche chi è emigrato. Quindi è un rapporto chiaro dei servizi segreti italiani verso il Parlamento, dove sono allarmati, e sono, secondo punto, allarmati la situazione del Sud. Il divario tra Nord e Sud è sempre più forte. E lo dimostrano quotidianamente, basta vedere che quasi tutti, gran parte degli italiani che hanno gravi problemi di salute sono costretti a venire negli ospedali del nord. Cioè, questo è un segno che 5 anni di governo europeo, perché parliamoci chiaro, Renzi non era a capo di un governo, ma era l'uomo di Juncker o comunque di Macron e di quel sistema di Europa, che è un sistema di Europa che noi di Fratelli d'Italia diciamo assolutamente no, perché sta desertificando tutto il panorama e il tessuto industriale italiano, sta desertificando gli stessi giovani italiani che oltre 200, oggi leggevo su Sole 24 Ore, oltre 250.000 giovani vanno all'estero. Mai così tanto dal dopoguerra c'è un rapporto di un trend così negativo. Ecco, questo è quello che è stato fatto al governo. Silvia Coppola. Sì, l'Europa, il concetto di Europa di mercato comune, di libera circolazione è nato negli anni 60, ma uscivamo da un periodo di protezionismo. E siamo arrivati poi negli anni 90, quando l'Europa è diventata dominante anche per la nostra economia, con i famosi parametri del Trattato di Maastricht che ci hanno soffocati negli ultimi anni. E il governo Renzi con il Jobs Act ha mercificato i diritti dei lavoratori per renderli facili preda dei capitalisti stranieri, come ha ricordato prima Tommaso. E non mi sembra che ci sia ripresa economica, tant'è che abbiamo previsioni di decrescita demografica, e questo è indicativo del fatto che gli italiani non abbiano nemmeno più fiducia, visto le politiche che sono state coltivate negli ultimi anni. Io ritengo irrispettoso anche che vengano definiti populisti i due partiti che hanno ricevuto il consenso dalla maggior parte degli italiani. Macron e la Merkel si sono definiti in questi termini. È questo che io ritengo irrispettoso, e non è questo il concetto di Europa che vogliamo. Europa che ci ha abbandonati anche nelle politiche migratorie di cui abbiamo parlato prima, ed è chiaro che non possiamo rispedirli tutti a casa, ma vanno gestiti in maniera diversa, anche grazie all'autonomia delle regioni che vogliamo coltivare, che vogliamo portare a casa, perché anche la regione sia in grado di gestire i centri di accoglienza, sottraendo il monopolio delle cooperative che ricevono risorse dallo Stato centrale. La gestione centralistica, abbiamo visto, è fallimentare.
Adesso vedremo, sia Di Maio che Salvini hanno messo in primo piano, no, l'aspetto della gestione dei migranti, dell'immigrazione comunque. Alle mie spalle vedete Martina, non l'abbiamo ancora sentito, ora sentiamo che cosa ha detto oggi il segretario reggente del Partito Democratico. Guardi, stiamo alle cose di queste ore. Da quello che vediamo, da quello che leggiamo, si sta per inaugurare un governo 5 Stelle Lega che temo sia il governo dei debiti. Al nord hanno promesso meno tasse per tutti, al sud hanno promesso più sussidi per tutti. Le due cose non stanno insieme, e non stanno insieme soprattutto se si vuole tenere giustamente in equilibrio i conti del Paese. Io sono molto preoccupato per questo, perché rischiamo di avere davanti un governo dei debiti, del deficit, e su questo noi daremo battaglia, perché ci vuole chiarezza e ci vuole la massima serietà nei confronti di un Paese e di tante famiglie, imprese, cittadini che in questi anni hanno fatto sacrifici e non possono vedere liquidati questi sacrifici perché arriva il governo della propaganda. Allora, il governo dei debiti, il governo della propaganda, Gottardo, il timore di non riuscire a reggere, diciamo, tra virgolette, la parte economica, no? Quello che dice Martina ha un certo fondamento, nel senso che mi porta sempre di più a dire di avere un'attesa positiva rispetto al governo, non negativa. Perché su queste cose deve prevalere sempre il principio della realtà. Ed è l'unico su cui i cittadini sono in grado poi di dare il proprio giudizio. Allora, su questo principio della realtà, il primo principio su cui sbatteranno questo governo, io spero che lo sbattino bene, nel senso che trovino una soluzione bene, prima del bilancio, prima della fine dell'anno. In autunno la Banca d'Italia non comprerà più i titoli di Stato, cioè non comprerà più il nostro debito, che saremmo mandati direttamente allo sbaraglio nel mercato. E che quindi questa è la prima prova, perché se siamo come sistema paese, perché noi siamo dentro una crisi di sistema, non di equilibrio elettorale. E allora, di fronte a questi rischi così, è bene che l'orientamento dell'elettorato abbia immediate verifiche. La prima è in autunno, quando si cessa l'ombrello della BCE con l'acquisto dei titoli di Stato e entriamo nella guerra dei mercati. E lì il ministro degli esteri Di Maio, vediamo cosa fa per dire. Allora io sono positivo, perché se ci porteranno fuori dalla crisi economica, ci fanno, ma non nella mediata per cui c'è l'1%, l'1,5% di aumento dello sviluppo economico, no, questo si va a numeri veri, nella media europea. Sì, certo, che si entra nel sistema, non queste piccole cose perché siamo tirati dalla grande macchina tedesca, no, se rientriamo dentro, allora cominciamo a respirare, allora è bene che allora l'elettorato ha fatto bene, ha detto bene, non mi interessa assolutamente niente di quello che voteranno gli iscritti di Casaleggio. Il rapporto con l'Europa va ridiscusso, Gottardo. Certo, ma tutto va sempre discusso, ma non esiste mai, scusatemi, gli accordi, io ho studiato da ragazzo il diritto diplomatico, gli accordi sono comuni, le interpretazioni sono delle parti. E allora gli accordi europei sono comuni di tutti i paesi europei, l'interpretazione degli accordi per renderli a te più favorevoli e non più ostili sono delle parti, la capacità che avrà questo governo di interpretarli, non tanto di buttarli per aria.
stato mica di denunciarli, ma di imporre una interpretazione, una loro gestione più favorevole a te. Questo è il punto vero. Se questo avverrà, io inviterei tutti, da uscire dalla campagna elettorale, della posizione ideologica a prioristica, a entrare nel principio della realtà e misurarci con la realtà. Vediamo. L'unica differenza, sai che ce l'ho, nei grandi giornaloni che sono quelli del paese, nelle mega televisioni, no? Le nostre simpatiche, professore, no? Questa è una televisione simpatica e molto libera e ci vengo volentieri, proprio perché è libera e può dire tutto quello che pensi e che vuoi, però che sono lì subito proni con l'incensiere. No, non voglio incensieri. Vogliamo vedere se questo orientamento che ha dato l'elettorato, questo è un governo legittimo, fortemente legittimo, con i voti popolari, che però risolva i problemi. Diamolo il tempo, avremo tempo un anno, la legge finanziaria, il passaggio della stretta. Il figlio, come dice Maso, mai accettare il suicidio, Berlusconi non ha accettato il suicidio perché sua zia un commento anche da parte degli altri ospiti su quello che ha fatto Berlusconi, ha scelto il male peggiore perché magari un ritorno alle urne avrebbe pesato di più. Chi dice che avrebbe perso il ritorno alle urne? Beh, insomma, i sondaggi no. nell'ultimo periodo. L'elettorato è liquido, imprevedibile sempre. Tomasi e i due componenti della comunicazione. Ma che comunque nelle regioni, negli enti locali, l'alleanza di centro rimane solida. In una proporzionale, come abbiamo prima, non maggioritaria, e il suo partito ha perso numerosi consensi nell'ambito di questo confronto elettorale, tenendo conto del fatto che la Lega all'interno della coalizione è il partito dominante e legittimato a governare, ha fatto questo passo indietro. Quindi non è una rottura, non è un tradimento? No, assolutamente. Berlusconi, secondo quanto riporta la stampa, ha dichiarato che probabilmente non voterà la fiducia all'esecutivo, ma si riserverà di volta in volta di valutare le proposte, quindi, come ho detto prima, in un'ottica responsabile. Io volevo fare un appunto rispetto a quello che è stato detto prima sui timori della fine del quantitative easing di Mario Draghi. Sì. Mario Draghi, che è un italiano assolutamente autorevole, molto considerato anche all'estero, però io penso che sia riduttivo pensare che lo sviluppo economico potesse passare soltanto attraverso la politica monetaria della BCE, perché il quantitative easing serviva a fare whatever it takes to save the euro, per salvare l'euro, che per noi non è la panacea di tutti i mali. Ma oggi la Merkel ha detto vogliamo l'euro a due velocità. A due velocità, proprio di oggi. Ci stanno mettendo fuori dall'euro principale. Anche se i tassi di interesse erano bassissimi, è una provocazione da parte della Merkel questa. No, ma è più facile comprare le aziende italiane. Sì, però nonostante i tassi di interesse fossero bassissimi non ho visto grandi investimenti in Italia e neanche il rilancio dei consumi che era stato tanto auspicato, mettendo in circolo la moneta attraverso l'acquisto dei titoli di Stato. Forse hanno ridotto un pochino lo spread, ma non hanno avuto quelle sorti benefiche sull'economia come si auspicava. Ma lo spread è gestito dai mercati finanziari. Nessuno va a investire sui titoli di Stato italiani in questo momento. Aspettano che venga lo spread più alto, poi investiranno. Sì. Ma è indubbio che il superamento della crisi del 2008, l'ha detto anche Obama, è un brutto superamento. Per cui i redditi, i salari e tutto il resto in tutta l'area occidentale sono inferiori al precedente, le qualità della vita è inferiore a quella che era precedente la crisi. Per cui chi ha governato paga, sicuramente ha pagato uno scotto e lo sta pagando. In alcuni paesi non si riesce a fare il governo, in Spagna c'è un governo minoritario, in Olanda e in Belgio lo stesso, e in Germania si fa la grossa coalizione. In Italia c'è stato un voto sovranista populista che ha delle ragioni in un malessere di pancia.
che adesso deve essere risolto da chi governa. Noi faremo la nostra opposizione, sarà sicuramente un'opposizione. È cosa che avete detto da subito, peraltro, sì, no? È un'opposizione. Sì. Gli atti, al di là dei pensieri, dicono questo, perché indubbiamente la direzione ha deciso una cosa, faremo l'Assemblea nazionale il 19 e noi per adesso siamo all'opposizione e faremo l'opposizione attenta, importante, ma sicuramente mai contro, ritengo, gli interessi del Paese e della comunità, perché si fa politica per passione, per il proprio partito, ma principalmente per il territorio. All'estero, FCA anche, perché abbiamo una sede ad Alkmaar in questo momento, ma si concentrano in Europa, perché siamo europei, dobbiamo convivere in un mondo europeista, perché abbiamo più di 60 anni di pace grazie all'Europa e l'Europa deve crescere politicamente e anche facendo un proprio esercito e avendo una politica estera e anche degli interni, penso, comune. Per cui siamo orientati in questo senso, nel rispetto delle nazioni, stai tranquillo, nel rispetto delle nazioni. Dopodiché buona parte degli immigrati sono solo transitati nel nostro paese, perché i dati della Germania sono 1 milione di immigrati, noi non abbiamo assolutamente 1 milione di immigrati. Gli errori di gestione indubbiamente sulle cooperative ci sono stati, ma dire che sono solo cooperative di centrosinistra dopo gli esempi di Cona che abbiamo avuto qua nel Padovano è assolutamente improponibile. Ci sono anche cooperative di mafia, diciamocela tutta, e di conseguenza la cosa va regolamentata e perseguita. Indubbiamente un ministro degli interni di qualità è estremamente necessario. Allora staremo a vedere, è un fine settimana di colloqui, di confronto. Lunedì dovremmo avere l'esito. Dovremmo avere. Quindi speriamo che adesso si parla sia positivo, perché il tempo corre e più si aspetta peggio è. Giusto? Gottardo ha un nome. Gottardo, c'è un nome. La soluzione che avrebbe, secondo da quello che ho sentito, ma non è che io senta tutte le campane, nel senso solo che alcune. L'idea sotterranea è sempre quella della staffetta, ma io mi sono permesso di riferire chi mi aveva dato questo. La spieghiamo ai telespettatori, la staffetta, chi non si ricorda. Vuol dire che per un primo periodo la fa Salvini, per il secondo periodo la fa Di Maio o viceversa. Il primo, ma nessuno si fida di fare per secondo una staffetta, perché vige poi quasi sempre le staffette la regola che quando è ora di passare la serie dice ma io non gioco più, allora facciamo una crisi e ora c'è sempre una verifica più complessa, quindi le staffette in genere vi ricordate vanno a finire sempre male, quella tra Craxi e De Mita. Sì. Non sono cose nuove, volevo gli antecedenti. Non essendo di difficile gestione, perché la fiducia, per quanto il feeling tra i due capi sia consistente, ma non fino a concedere l'uno all'altro la parola finale. Quindi troveranno un nome, lo troveranno, ma deve essere un nome di fiducia del Presidente della Repubblica e un po' slavato, perché è un nome che deve convivere con 2 vicepresidenti, uno si chiamerà e ministri, uno degli interni dell'altro diretto, uno si chiama Di Maio e l'altro si chiama Salvini. E voi pensate che con Salvini e Di Maio mettono un presidente che conti davvero tanto? Sì, avrà un presidente che conta perché ha la copertura del capo dello Stato, però insomma ne vedremo delle belle, quindi non basta grammino, Dio no, che ce ne scarso, gli iraniani cinesi guardare che l'abbiamo sotto da cosa succederebbe. Ecco, capisci, propaganda, al di là della propaganda c'è la realtà, ecco, di potere, io esiste questo, non prima di un
non prima di un anno. Quindi se si forma un governo, Gottardo dice comunque no. Questo l'ha voluto io. Anche quelli che parlano tanto di populismo, non ti parola populismo, quindi non uso il termine questo, non con rispetto a queste prima di a proposito, come dicono le amiche popolari. Approvazione tecnica come fare sono presidente del Consiglio, scusatemi, non per capire se c'è un equilibrio che non dipende mica neanche parla con l'esperienza. Che hai detto tu, dei nomi che hai tirato sono nomi seri, soprattutto Giorgetti, ma non solo Giorgetti. Ma se mettono uno di questi a Presidente del Consiglio è chiaro che Di Maio si troverà senza Salvini al governo. No, perché il governo che non mettono un direttore della Banca d'Italia. Non può andare al governo a fare i rapporti col Parlamento, tanto per essere chiari. Io intendevo nomi in senso lato, cioè nomi delle squadre di governo, non necessariamente di Premier. Siccome bisogna che tutti e due capi, tutti dentro, all'Ima staffetta quasi impossibile, è chiaro che devono trovare un nome che ti fare Brandt e Messa con due chirichino che Salvini. Certo. E quello in mezzo sta alla fine San Forisivo cosa dice? Si fa il governo? Io ritengo che sarebbe ora che un tema di spermo che è Costituzione, ma non solo formali e di legge, ma anche delle normali etiche democratiche e di sistema, per cui certe sceneggiate sul Presidente della Repubblica non avvengano più. Quello è stato un punto che non abbiamo, perché questo è un dato fondamentale. Dopodiché alla staffetta, come dice Gottardo, prima ha detto in politica l'omicidio si può fare ma non il suicidio. Non ci crede assolutamente, non ci crede assolutamente nessuno. È indubbio che tutti e due sono ingombranti, che tutti e due vorranno esserci. Il paese però, da noi si usa un proverbio, il candido Paroni muore de fame. Ermanno. Speriamo, l'unica possibilità è vedere che cosa riescono a dare, perché fino adesso sia l'uno che l'altro non sono stati messi alla prova concreta di fare politica, e la politica si impara facendola, non parlandone. Abbiamo avuto in precedenza dei grandi politici che hanno parlato molto e combinato poco, adesso è il momento invece dove effettivamente e concretamente la politica deve essere fatta, perché non c'è tempo per non farla, è obbligatorio farla, ma la politica ovviamente è giusta, la politica concreta, finanziaria, che le finanze funzionino e soprattutto dalla parte di chi produce, perché e dei più deboli. Chi produce, allora c'è spazio anche per i deboli, perché se muoiono le fabbriche i deboli moriranno ancora peggio. Allora bisogna che noi creiamo una produzione sana, che ci sia una società che sia di accettazione anche degli immigranti, ma coordinata e programmata, e soprattutto che questo comporti un benessere collettivo, perché il benessere collettivo ricade su tutti. Bene, aspettiamo allora questo fine settimana per capire che cosa succederà. Ringraziamo Tommaso Tommasi di Fratelli d'Italia, grazie a tutti voi, all'onorevole Silvia Covo della Lega, grazie a Giuseppe Tranieri del Partito Democratico e grazie a Settimo Gottardo, ex sindaco di Padova, grazie Ermanno, anche a te, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito. Settimana prossima, ovviamente ci auguriamo di poter discutere questa volta del nuovo governo e non ancora di possibilità. Avremo in cantiere una puntata anche, cioè una parte della trasmissione dedicata all'ospedale di Padova, per capire a che punto siamo nel tragitto verso la realizzazione del nuovo polo della salute, un ospedale nuovo che, come si sa, ha conosciuto momenti altalenanti e un bel dibattito politico per quanto riguarda la città di Padova e non solo. Quindi ci vediamo la settimana prossima, ore 21, TV7 Match, buonanotte a tutti, buonanotte anche a voi che siete stati qua con noi, arrivederci.